Presidente Serracchiani, oggi in Comitato Portuale è stato evidenziato un forte aumento del traffico container nel porto di Trieste. Segnale positivo, spesso si parla del porto di Trieste come il porto dei liquidi, cioè degli idrocarburi. In realtà, pur essendo quello un settore che sta andando molto bene, comunque ricordiamoci che siamo uno dei maggiori porti europei per quanto riguarda gli idrocarburi, stiamo crescendo anche per i container. Sta crescendo il traffico ferroviario, quindi un segnale positivo che significa anche una crescita per l'intera regione e la creazione di posti di lavoro. Sono state autorizzate oggi anche altre due operazioni importanti, uno il riassetto per quanto riguarda il piano dell'organico e l'altro l'ampliamento delle aree dell'interporto di Fernetti. La prima è una conseguenza dell'organizzazione che si sta dando l'autorità portuale di sistema del mare Adriatico orientale, dell'Alto Adriatico orientale, e che è il risultato della riforma dei porti. Quindi dobbiamo adeguare la struttura a quelle che sono le nuove competenze, a quelli che sono gli indirizzi che vengono dati anche dal Ministero. Dall'altra parte sì, il decreto attuativo sta producendo i suoi primi effetti. Il decreto attuativo del Porto Franco che attendevamo veramente da decenni adesso inizia a far lavorare e bene il porto di Trieste, e l'iniziativa che riguarda Varsila, l'interporto di Fernetti e ovviamente l'autorità portuale di sistema è un'iniziativa che va nella direzione giusta, e cioè quella di recuperare aree, anzi aumentare le aree, aumentare i punti del Porto Franco e allo stesso tempo evidentemente dare garanzia rispetto alla crescita del porto.